noi siamo un'impresa agromeccanica, servizi in agricoltura e vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura. Facevamo bietole per lo zuccherificio da tanti anni, le abbiamo fatte per tantissimi anni, poi con la dismissione del 2005 abbiamo dismesso perché non c'era più la possibilità di lavorare. Per noi era un settore importante, le conoscevamo e poi è andata a finire che è andata così. Poi un giorno a pranzo il signor mercante Paolo, che è qua, mi propone un tuo Depli, anche avevi delle macchine che stavano raccogliendo il bene. Ah sì. E mi fa, cosa ne pensi? Beh, ho detto, funziona o non funziona? Al di là di questo ha sfornato una porta aperta perché noi conoscevamo l'iter, conoscevamo tutto, però sicuramente non pensavamo poi di seminarle anche in agosto, ma questo viene dopo. Ci siamo informati, insomma abbiamo fatto una serie di valutazioni e abbiamo cercato delle macchine sul mercato che erano state praticamente, che non lavoravano più. L'unica cosa che abbiamo dovuto fare, che secondo noi è importante da fare, è la modifica sul carro steratore, perché la maggior parte dei carri che uscivano, che c'erano sul mercato, avevano le ralle di carico, di steratura più che altro, che non facevano un lavoro ottimale perché altrimenti, esatto, altrimenti bisogna sterarle, metterle a terra e caricare con una steratrice e diventa già una cosa più complicata perché noi dobbiamo raccogliere, noi le bietole le portiamo a casa quando le consumiamo fresche a mano che ci servono, quindi non so, nel caso del biogas San Vittorio ne carichiamo 3 o 4 ettari alla settimana, a seconda di quelle che vanno usate. E quindi siamo andati a Parma, abbiamo fatto un giro, anzi il carro tra l'altro è stato acquistato dall'azienda, il primo carro, poi ne abbiamo acquistato un altro e li abbiamo portati dall'officina Stacchezzini, ha fatto la modifica degli stiratori perché lui faceva già le modifiche eccetera. Questa è la nostra, secondo noi è quello che può andare per il meglio, perché il fatto di estirparle se c'è il terreno è bagnato, lasciarle in andana un giorno o due a seconda delle previsioni che ci sono e poi sterarle quando è il momento giusto è la soluzione migliore. Praticamente tu dici che facendo questo tipo di modifica nel carro ha consentito alla pulizia della bietola e gli impianti hanno sempre ritirato la bietola sterata in questa maniera e alimentato direttamente senza dare nessun problema. Sì, è chiaro che a volte nel periodo invernale ci può essere, a parte che nel periodo invernale ci può essere qualche forzatura, nel senso che è chiaro che in agosto o in settembre ci sono delle condizioni, poi ci possono essere delle condizioni difficili, ma nel nostro caso abbiamo capito che piuttosto stiamo fermi, può essere che l'impianto rimanga senza barbabietola per 15 giorni, 20 giorni, 10 giorni, non succede niente. Quest'anno le ultime estive che avevamo seminato l'anno scorso a febbraio-marzo le abbiamo raccolte a marzo. Quindi sono rimasti in campagna, abbiamo trovato la finestra giusta, le abbiamo estirpate, le abbiamo raccolte, sono venute su pulite e perfette. Perché se tu riesci a guardare i time, adesso ci sono delle previsioni a 2 o 3 giorni abbastanza affidabili, e riesci a vedere appunto con le previsioni di organizzarti, le metti in andana, le lasci giù e raccogli con dei tempi. Sicuramente i tempi di lavoro sono diversi dai tempi che si lavorava per il zuccherificio perché devi dare priorità alla steratura, quindi devi andare piano a lavorare, quando fai l'estirpo cercare di regolare bene le macchine, di non lavorare troppo in profondità, però insomma ormai diciamo che abbiamo... Adesso arrivo che non hai però risposto alla domanda di base. Trovare dei cantieri, diciamo così, che si possono riconvertire come hai fatto tu, almeno per partire, per iniziare un certo percorso. Adesso tu, come hai detto, ne hai già 2, quindi per soddisfare la clientela. Che budget bisogna pensare di mettere in cantiere? Allora, sicuramente acquistare macchine nuove è complicato con questo lavoro. Macchine dismesse, macchine nelle zone dove non fanno più le barbabietole, so che ce n'erano. Però allora, cantiere, se si trovano dei cantieri in ordine che bisogna farci dei lavori, perché poi se sono vecchi bisogna fare dei lavori di defoliatore e estirpatrice, secondo me ci possono essere delle macchine che sono attorno ai 10-12 mila euro, 10-9, dipende da come sono messe. E il problema è che se lo devi modificare, il costo grosso è della modifica, perché il carro in per sé, se lo trovi già modificato, può avere un valore anche quello attorno ai 10-12 mila euro, più o meno.
se è in ordine, e invece se un carro deve essere modificato, adesso non mi ricordo, mi sembra che la modifica, cioè rimuovere le ralle sotto, bisogna parlare con Mirko perché adesso ci sono delle componenti che sono aumentate, come tutti sappiamo, di tutto, perché la parte idraulica costa di più, il materiale costa di più. Dovrebbe sentire Mirko, però modificare un carro all'epoca mi sembra che avevamo speso 17-18 mila euro, fare solo la modifica della parte sotto. E quindi diciamo. Poi abbiamo fatto un'esperienza anche per cercare perché l'idea era sempre quella di portare a casa tutto, e abbiamo fatto una macchina, ripreso una macchina che aveva già lavorato in zona San Quirico praticamente. Ricordo, chi non conosce l'esperienza di San Quirico, è stata la prima che ha pensato di raccogliere foglie e colletti e di pagarli, perché in quegli anni là è stata fatta un'operazione con 8 cantieri, alimentavano l'impianto che avevano all'interno dello zuccherificio, inizialmente pagando e praticamente i sottoprodotti, come dovremmo fare poi in parte con il nuovo biometano, i sottoprodotti della bietola, la polpa e il discorso delle foglie e colletti alimentavano l'impianto della fabbrica stessa. Quindi questa è un'esperienza già fatta, è stato soltanto migliorato quel tubo di lancio, ha qualche piccola problematica che l'abbiamo vista, è che con le autunnali una pianta così, come vedete oggi, stimo sulle 30 tonnellate, 35. L'autunnale, quella che vedete lì, se la vedete fra un mesetto, arriviamo a 70 ton, solo di foglie e colletto. Immaginate far passare le 70 ton da quel tubo là e diventa un po' complicato. Quindi ci sono aziende che già stanno recuperando foglie e colletti perché hanno già un biometano, e hanno allestito la macchina con dei nastri, e allora il nastro riesce a recuperare meglio, raccolgono con su delle culture primaverili, e la quantità è minore, però penso insomma dovremmo passare lì. Però diciamo che insomma abbiamo tentato anche di recuperare foglie e colletti. Sì, assolutamente abbiamo provato, è chiaro che la quantità, se è importante, la gestirla nel defoliatore diventa un po' complicato, nel senso che non ce la fa proprio fisicamente. Le 30, dalle 25 alle 35 tonnellate secondo me ce la può fare, perché il problema principale, mi sembra l'anno scorso che io non sono venuto a Bagnoli, era che se ci sono degli astoni, come si chiamano, che vengono sfalciati, il ricalcio della barbabietola, quelli si mettono di traverso e il tubo di lancio è complicato. Secondo me, se ci sono da gestire 70 tonnellate, 60-70 tonnellate, bisogna pensare, ma io su questo con Mirko ne avevamo già parlato, di allestire una macchina apposita. E alla fine ho voluto fare una sintesi di tutto il lavoro che abbiamo fatto, e avevo scritto: la nostra proposta è di cambiare l'agronomia della cultura, cambiare il periodo della semina e anticipare il raccolto, sequestrando il carbonio. La proposta è quella di fare una coltivazione naturalmente sostenibile, diserbo minimo, basso uso di azoto, nessun insetticida, nessun fungicida. La strada per soddisfare la politica europea Green Deal è questa.